Partiamo dal risultato, prima di parlare poi degli episodi. È stata una settimana, Frank diceva a fine primo tempo, delicata, ed è un'importante vittoria, pesante, sono 3 punti che pesano, non so se quanto peseranno alla fine, ma pesano. Mi piace quando i miei giocatori poi rispettano e riflettono le stesse nostre sensazioni. Delicata perché sapevamo di non essere stati all'altezza con la Sampdoria, di non aver giocato da Milan, e quindi volevamo dimostrare invece che possiamo e vogliamo far meglio. Poi una vittoria importante sicuramente, perché contro un avversario difficile da affrontare. Ci siamo un po' incasinati la partita. Un peccato, ma l'importante era, assolutamente oggi era molto importante vincere. A proposito dell'incasinarvi la partita, ci arrivo dopo, continuate a fare il passo falso in casa e vincere in trasferta. È da 2 mesi che più o meno fate questo, male in casa contro Spezia e Inter e vincete a Roma, male con l'Udinese, vincete a Verona, male col Manchester e Napoli e vincete contro la Fiorentina. Avete una marcia in più in trasferta. I numeri sono lì, testimoniano, ed è strano, onestamente la stiamo valutando, analizzando, è strano, perché non essendoci tifosi né in casa né fuori, le partite sono molto simili. Quello che conta però credo che sia la media punti che noi dobbiamo mantenere, perché vogliamo riportare il Milan in Champions League. Sappiamo che dobbiamo superare squadre molto, molto forti come Juve, come Atalanta, come Napoli, come Lazio, Roma. E quello è l'obiettivo, e per quello la partita di oggi era molto importante. Come non mancano 8 partite, ma dobbiamo pensare al Genoa solamente la prossima gara. Partita in tasca e arriva il 60esimo, l'espulsione. Che idea si è fatto Pioli? Beh, io chiaramente ho appena parlato con Zata. Zata mi ha assolutamente detto che lui ha discusso con l'arbitro ed è durata un po' di tempo la cosa, ma non gli ha mancato di rispetto e soprattutto non l'ha offeso. Poi dopo non ho parlato con Maresca, quindi non so le sue motivazioni. Studio. Ma sa più o meno ricostruire cosa si sono detti e per quale motivo? Prima abbiamo mostrato quel contrasto aereo. A me Zatan ha detto che l'ultima frase le avrebbe detto: allora davvero non ti interessa quello che dico io? Così mi è stato detto, poi dopo io non ero in campo. Dispiace perché insomma la partita era già una partita difficile, ma una partita che dovevamo costruito tanto, dove c'erano ancora le situazioni per poter essere pericolosi. Dopo è chiaro che la partita è cambiata, ma ancora una volta i miei giocatori hanno messo in campo tanta determinazione e volontà. Vabbè, in questo caso io prima parlavo di tradimento, sarebbe un cartellino rosso Billy senza senso. Sì, però vorrei fare una mia domanda, se non ti dispiace. Sì, Andrei più sul tecnico, scusa Marco. Allora, ciao Stefano, no, solo una cosa, perché volevo partire secondo me da una cosa tecnica dei tuoi difensori, perché a parte il gol preso, dopo ogni volta che arrivavano i palloni in area erano sull'uomo, li spostavano. Tu sei stato difensore, io sono stato difensore, sappiamo quanto è importante toccare l'uomo, non fargliela prendere agli altri. Devo dire che l'ultima mezz'ora sono stati dei maestri, e qua volevo arrivare a Tomori, perché secondo me ha caratteristiche un pochino diverse dagli altri difensori centrali che hai, e volevo sapere se farai di tutto, come spero tu faccia, per tenere Tomori. Ma credo che la volontà mia e la volontà anche dell'area tecnica sia chiara sulle soddisfazioni che ci sta dando questo giocatore, su come è entrato dentro la squadra e sulle caratteristiche importanti che ha, che senza nulla togliere ai nostri ottimi difensori centrali che già avevamo, ma lui ha delle caratteristiche di velocità e di uscita che sicuramente ci può migliorare. Quindi credo che la nostra volontà sia quella di confermarlo. Poi dopo ci sono, quando entrano di mezzo poi anche i termini economici, tecnicamente non si discute, è un giocatore che ci sta dando tanto e che ci farebbe molto comodo anche in futuro. Paolo? Stefano, tu ieri, ovviamente a 8 giornate dalla fine, certi calcoli cominciano a essere più precisi. Tu ieri hai detto che proseguendo a questa media punti dovreste arrivare attorno a 80, che sarebbe ovviamente un grande risultato e garantirebbe la Champions. Io sono andato a guardarmi i campionati di questi ultimi 7 anni. In realtà la quota Champions, cioè il 4° posto, sta parecchio più in basso degli 80 punti. Credo che sia questo
appunto voi riusciste a vincere, so che sta diventando difficile, le 4 gare in casa che vi restano, dovreste essere abbastanza blindati, attorno a quota 75. Sì, però sì, io ho detto anche 2 settimane fa che la quota 75 punti potrebbe essere la quota giusta, però noi ci stiamo giocando la Champions con squadre che sono in grado anche di vincere 7-8 partite su 9, perché gli altri adesso ne mancano ancora 9 e quindi noi dobbiamo spingere e non possiamo fare conti, però secondo me forse noi ci siamo persi un po' troppo a pensare in avanti, al futuro, a altre situazioni, ma è la partita. Se tu rimani troppo fermo sulla partita precedente non riesci a preparare la prossima, e se tu pensi troppo avanti non prepari bene quella che arriva, quindi noi dobbiamo rimanere concentrati sulla prossima partita, solo così possiamo provare a mantenere la media punti che abbiamo avuto durante tutto l'anno, che ci garantirebbe di arrivare a 80 punti, che sarebbe un risultato importante, che significherebbe una crescita della squadra continua, insomma una crescita di una squadra che l'anno scorso è arrivata sesta, che quest'anno ha fatto anche l'Europa e l'ha fatta credo di ottimo livello, a testa alta, e quindi significherebbe migliorare tantissimo il campionato precedente, significherebbe aver rispettato quelli che erano i nostri obiettivi inizio stagione, però c'è ancora tanto da fare, quindi pensiamo alla prossima gara. Matteo Marani? Sì, io le vorrei chiedere proprio del futuro e in particolare, Pioli, buonasera, in particolare le vorrei chiedere di Donnarumma. Lei ha l'età, potrebbe essere anche il papà di Donnarumma. Che consiglio gli darebbe, visto che lei parla di futuro, parla di un progetto molto bello che mi sembra anche che sia nei numeri di questo Milan? Cosa gli consiglierebbe? Di rimanere al Milan perché? Beh, Gigio è molto più giovane dei miei figli, innanzitutto. Io sono già nonno, felicemente nonno. Era per non dire quello, il nipote. Gli consiglierei di rimanere al Milan perché il Milan è un top club in tutto per tutto. Perché secondo me stiamo costruendo. Io chiamo i miei giocatori dei combattenti che non sono ancora vincenti ma che vogliono combattere per tornare a vincere, e quindi gli consiglierei di rimanere con noi. E considerando che ha ribadito oggi che al Milan ci rimane e rimane in porta anche parando con una mano buona sola, perché si è fatto male poi sul gol dell'1-2, e si aspetta che con la mano buona stessa firmi velocemente questo rinnovo, magari anche un po' forzando quelle che sono le volontà di chi gli sta attorno. Però voi mi fate delle domande e poi dopo non ascoltate le risposte, perché sennò allora continuiamo a parlare del futuro, ma noi dobbiamo pensare alla prossima partita. Giusto, l'aveva detto prima. Va bene, grazie Pioli, ne riparleremo un'altra volta. Allora. Grazie, ciao, buona serata. Ciao.